espressione culturale. Noi cerchiamo di riandare agli elementi originari per poter ripartire. Quello che spiegavo l'altra il canto è l'espressione più popolare, più spontanea che si ha, e noi cerchiamo attraverso il canto di reintrodurre una cultura dell'espressione diretta del canto, della gioia anche, se possibile, pur in questi tempi grami della nostra terra. E tu hai organizzato il Festival della Canzone Lombarda, il giorno del diluvio universale, ma hai organizzato. Esatto, tra le altre cose erano tutte molto belle quest'anno le canzoni, alcune in lingua lombarda e alcune in lingua italiana, ma che esprimevano comunque un sentimento che fa parte della nostra popolazione, oppure comunque dei sentimenti che si possono trovare davanti a situazioni particolari, cioè situazioni particolari che possono capitare all'interno di una famiglia o anche fra amici. E quindi questo è molto molto bello, molto bello. Ha vinto una canzone orecchiabile, ecco, diciamo così, che è il Risocco dello Sbus. Però diciamo che a me personalmente è piaciuta molto, per esempio, l'esperienza di una persona che incontra un amico che non vede da un po' e probabilmente per un incidente ha trovato che era anche assente e quindi oltre ad avere una disabilità particolare, e quindi proprio l'idea di dirgli chissà cosa tu pagheresti avere, ci facciamo tanti pensieri ma chissà invece queste problematiche così, che sono proprio espressioni, sentimenti che si possono avere, e tutto questo diciamo che erano tutte molto belle e non ne ho trovato nessuna, ecco, che non fosse proprio bella, e quindi anche la difficoltà credo sia da parte della giuria di poter valutare e scegliere. Quest'anno poi avevamo chiamato il gruppo folclorico aerobico, molto bello, con passi di danza tipiche delle nostre montagne, tutto diciamo molto bello, malgrado forse fuori una giornata diciamo che il 15 di novembre se lo ricorderanno in molti. Penso di sì. Proprio perché era un diluvio fuori e così. Mentre invece ieri sera, pieno il teatro, al Teatro Olmi, c'è stato diciamo un concerto jazzistico altrettanto molto bello, con affluenza di parecchia gente. Diciamo che quello è stato non lo chiamerei un primo evento Expo, abbiamo provato a vedere qualcosa per poi poter farlo l'anno prossimo nel periodo di Expo, che ritengo sia molto importante non solo per Milano ma per tutta la Lombardia e non solo. Così abbiamo voluto fare un evento, chiamiamolo zero, che riguarderà poi il periodo che andrà da maggio-ottobre dell'anno prossimo, in cui attraverso determinati eventi si vorrà anche aiutare a avere un'immagine diversa della nostra città, della nostra regione, perché comunque le persone non arrivino solo per Expo, ma possa dare anche l'avvio attraverso un'immagine diversa anche di turismo, che comunque è sempre un'industria abbastanza importante in qualsiasi regione, credo, del nostro paese o della nostra pedata. Certo. Ecco, questo è più o meno quello che vogliamo centrare, Francesco, giusto? E quindi
andiamo avanti su questo percorso. È un percorso tutt'altro che semplice, anche perché ti dirò, l'abbiamo constatato, va capito. Tanta gente, cioè quello che a noi conforta è che, ad esempio, nonostante il diluvio universale, lo chiamo il giorno del giudizio, è stato l'altro sabato, la gente venuta è stata numerosa. Sì, non da riempire il teatro, ma diciamo che il teatro così grande era, ecco, perché è stata una cosa... il tempo, perché ecco, la gente da fuori, in particolare nelle zone a ovest di Bergamo e nella Brianza, non sono sicuramente riuscite a venire. No, ma nemmeno quelli nelle vicinanze, perché anche Milano è stata piuttosto... ha avuto quelli di Lambrate, quella zona lì, impossibile, perché non si riusciva neanche a... già ci voleva la barca. È stato, però la gente queste cose le sente. Secondo me quello che occorre proprio rilanciare, far valere, è il fatto che questa è effettivamente cultura, è qualcosa che non è fine a se stesso, ma serve per rilanciare anche un animus, un'idea che non sia più magari la mistica di un tempo eccessiva e un po' talora anche sganghierata, se si vuole, ma un sentimento che si coniughi con un interesse, con una razionalità. In fondo quella nell'indipendenza dei nostri popoli è per certi aspetti una fede, e una fede non si ammanta soltanto di razionalità, si ammanta anche di quello che nella cultura è ricompreso, quindi anche il sentimento. Questo è quello che pensiamo noi e cerchiamo di farlo valere sotto le forme della bellezza, dell'arte, perché la bellezza è quella che avvicina l'uomo quantomeno alla voglia di cercare una verità, ecco. E questo secondo noi è importante e speriamo che riesca, tutto qua. Certo. Vabbè, comunque diciamo che l'indipendenza significa avere stima di se stessi, non è tanto territorio, avere stima di se stessi ed avere il massimo rispetto ad ogni singola persona di quello che uno dà o fa o si chiede, tutto nel massimo rispetto. Questo è anche in indipendenza. Certo. Non è il fatto di territorio o meno, ma il fatto anche di come una persona è rispettata, ascoltata e sentito, e questo è dignità di qualsiasi persona, ma anche di qualsiasi popolo. No, certo. È inevitabile che sia così, ma credo che adesso da qualche tempo in qua, qualche passettino in avanti, qualche apertura nel senso che stiamo indicando, a me sembra anche di averla vista, cioè qualche passettino in là che ci consenta di coniugare i due aspetti, o meglio, riconiugare i due aspetti con una visione che è corretta, credibile anche delle cose. Secondo me quello sta avvenendo. Non sta certamente solo a noi andare a spingere in quel senso, però vedo che quantomeno gli sforzi non vengono delusi o bastonati ogni volta. Ecco, questo vengono quantomeno compresi, e questo mi sembra già qualcosa. Come intendi questo? Non ho capito, Francesco, scusami. No, stavo dicendo che gli sforzi, perché alla fine l'aspetto culturale si coniuga con lo stile di vita, coi tempi che si vivono. Noi stiamo cercando di dare dei principi, di nucleare dei valori culturali tali per cui convenga da un lato vivere nella società in cui viviamo, non solo, ma ci si renda sempre più conto che altro non si può fare
che seguire uno sviluppo anche di interesse democratico, a far sì che la struttura attuale che in qualche modo opprime le nostre popolazioni venga come minimo modificata, probabilmente Francesco, si scioglierà da sola. Ma è un aspetto culturale, culturale che, per quanto difficile sia riuscire a capire la cosa, è proprio collegato con quelle manifestazioni culturali che sono le più spontanee. Francesco, abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Pronto? Saluti a tutti, sono Alberto da Torino. Grazie Alberto, ricambiamo. Sì. Io sento poco e male, quindi procedo a fare la mia domanda. Premetto di aver sentito solo gli ultimi minuti della trasmissione e quindi potrei fare una domanda un po' fuori luogo o fuori tempo, se vogliamo. In parte credo che Francesco abbia già toccato questo argomento mentre io stavo al telefono aspettando il via libera. La domanda succintamente è questa: cosa può fare, credo, la politica per consentire il dilatarsi di quel sentimento e il concretizzarsi in forme che poi forse debbono ritornare alla politica? Ecco, fatta secca la domanda così, vi saluto entrambi, buona Padania a tutti. Grazie Alberto, ciao. Grazie Alberto. Tina, la domanda, rispondi. La domanda è che io, siccome ritengo sempre che la politica deve partire dal basso, e noi attraverso queste cose che sono piccole, in un certo senso abbiamo una nostra idea di cultura, e quindi e questo, cioè la politica siamo noi. Bisogna vedere che cosa noi vogliamo e poi trasmetterla a quelli che di politica, posso essere cattiva, ne fanno un lavoro e alle volte non riescono a vedere più là del loro naso. Sto dicendo troppo. No, ma è la pura verità, cioè quello che da un lato è quello che si è verificato, cioè nel momento in cui la politica diventa un lavoro, come dici tu, e non è più passione o rischia di non essere più passione, è chiaro che si perde anche la visione di quelli che è l'aspetto del sentimento del popolo, quindi finisci per perdere poco o tanto un contatto che non sarà mai totale, ma che deve essere minimo come distacco, perché se altrimenti ci si estranea. E si perdono la realtà anche, la realtà. In realtà siamo noi chiamiamo che dal basso, che facciamo questa politica a contatto con la gente, che dobbiamo riuscire a trasmettere loro quella corda di violino che li avvicina di più a noi. Esatto. E questo è... Cioè, diciamo che se le cose alle volte non vanno è perché abbiamo permesso a tanti di arrivare, di essere così distanti, ma è anche colpa loro che nel rincorrere il loro ruolo di carrieristi si dimenticano di guardare da dove sono venuti verso il basso, perché le cose anche in basso sono in movimento e cambiano. Esatto. E quindi ci vuole un'attenzione molto particolare e soprattutto ci vuole proprio la passione di osservare, di guardare, la pazienza di ascoltare, perché ci vuole anche molta pazienza ad ascoltare, ma se c'è passione si ascolta. Certo, e questo non avendo per di più la presunzione di sapere tutto o di essere su un livello, un gradino superiore, magari per il ruolo che si occupa, proprio per quello, perché essendosi persa la relazione con la cultura spicciola anche della gente, anzi addirittura la gente avendo disimparato a fare un esercizio di cultura, essendosi persa quella, si rischia veramente a quel punto di non capirsi più. È per quello che ci hanno conciato in modo da dover ripartire dalle basi, proprio dalla soletta di cemento, per poter riedificare quello che una volta c'era,
e che è la nostra abitazione, il nostro appartamento, la nostra terra, la nostra cultura, la nostra civiltà, perché in effetti questo è quello che ci hanno fatto, che si è perduto e si è distrutto. Quindi il guardare alla cultura che nasce spontaneamente, la più genuina, la più sentita da parte del popolo, secondo me è un passaggio, è un gradino assolutamente necessario perché altrimenti si rischia di rimanere tagliati fuori in un momento in cui, facendo quello che ad esempio Matteo Salvini fa, cioè parlando direttamente dei fatti concreti con la gente visibile e concreta, dà immediatamente, anche sotto il profilo numerico, la sensazione, l'impressione, speriamo che poi si verifichi nella realtà, oggi potremo avere una prima verifica, anche nei numeri della politica, della rappresentanza. L'importante però è che questo comportamento, questo segno sia poi seguito e mantenuto proprio sotto il profilo che diceva adesso Tina, perché se no, e poi mica può fare tutto uno solo che gira come una trottola, diventa matto, è bravissimo, però non può mica fare da solo, quindi deve essere un qualcosa che intorno crea un clima, crea la possibilità di fare, e serve necessariamente un'attenzione, un ascolto, come dice Tina, di questi aspetti culturali di base, che sono quelli da cui si deve partire. Certo, e soprattutto devono essere aiutati da chi sta intorno, e comunque come noi diciamo nel nostro piccolino cerchiamo anche di fare, perché anche questo è politica. Certo, ma di fatto quello che si è perso in questi anni, e anche si è perso più negli ultimi 15 anni, 10 anni, perché ricordo ancora i grandi discorsi di Umberto Bossi, si è perso proprio il collegamento tra cultura e politica. Non si può capire non si possono capire i principi di base, le strutture base di una politica, che poi in definitiva è l'interesse comune positivo di una società, se non si ha dentro di sé, nel proprio cuore, nella propria mente, i principi fondamentali di una cultura, se non si sa neanche cantare nella propria lingua a un certo punto, e questo poi alla fine. Certo, e poi bisogna anche seguire tutti i cambiamenti che ci sono, cioè una città va vista da vicino in tutti i suoi cambiamenti, non si può arrivare esclusivamente a urlare quando c'è il problema. Certe avvisaglie ci sono anche prima e non possono essere sottovalutate al momento, prima che arrivino a un certo punto, piuttosto che così, quindi anche l'attenzione proprio della gente, ma anche della politica, perché non si arrivino poi a determinate situazioni. Quindi è tutta proprio la poca attenzione, o magari a un problema piccolo si dice sì vabbè, ma poi si vedrà che si risolve, poi invece quando c'è un qualcosa che non va, questo va avanti e poi sfocia magari in determinate altre cose. Anche su questi fattori bisogna prestare sempre molta attenzione, e attraverso anche queste piccole cose di cultura o così, parlare sul territorio meno, queste cose si possono osservare, magari anche riuscire ad evitare alle volte. Spesso no, perché i decorsi sono così ed è difficile, però alle volte si riescono anche ad evitare determinate cose. Certo. E quindi sì, ci vuole molto, bisogna ritornare proprio a parlare, a fare cultura sul territorio e attraverso la cultura riuscire a fare dei collegamenti con chi magari dopo uno stress, dopo il fatto magari anche di non arrivare a fine mese, riesce a trovare anche in una semplice manifestazione gratuita, così di leggerezza, riesce a trovare quell'attimo di tranquillità, e anche questa è politica. Quelle 2 ore passate
senza nessun pensiero, ma in compagnia e in allegria. Certo, perché lo spettacolo è anche quello, ma tieni conto che questa serenità, questa allegria, questo rasserenarsi ha anche una ragione, e cioè in un mondo che questi principi, valori, non li rispetta più, li rispetta poco, il riacquisirli e rifarli propri ti dà una speranza di riuscire in qualche modo a rampar fuori, riuscire a vincere quella che è resistere a quello che è un bombardamento continuo, che è questa guerra finanziaria in corso, che noi abbiamo detto è forse, speriamo, il periodo bellico di chiusura di una guerra dei 100 anni cominciata nel 1914 e adesso arrivata al 7° anno, combattuta con armi diverse, in modo diverso, ma in modo terrificante. E se l'Europa finora in qualche modo ha resistito è perché comunque aveva una sua forza culturale, una sua forza di principi, oggi che vanno riattivati. È chiaro che l'ultimo tentativo è quello di disperderli anche mediante un'immigrazione massiccia, un mondialismo spinto a tutti i livelli, tali per cui quella che è stata finora il focolaio di resistenza venga meno. Quindi a maggior ragione deve essere anche sentito da parte della politica questo problema. Però Francesco, su questo tuo pensiero dobbiamo chiudere, perché hanno detto che il nostro tempo è terminato, per cui io do questo grosso abbraccio virtuale, chiamiamolo così, a tutti quanti ci stanno ascoltando e augurandoci sempre buona padagna. Certo. Indipendentista. Ma chiaramente. Viva il Lombardo-Veneto, viva l'Europa dei popoli. A domenica. A domenica.